Dopo che la rete delle professioni tecniche ha trasmesso ai nostri rappresentanti politici 3 emendamenti della legge di bilancio depositati dai senatori Marinello e Santangelo, sono arrivate le telefonate e i messaggi di molti politici della nostra provincia. Come abbiamo avuto modo di ringraziare pubblicamente l'onorevole Michele Sodano per essere riuscito a coinvolgere concretamente i senatori Giarrusso, Paragone e Martelli del gruppo di Italexit che hanno firmato i nostri emendamenti, adesso abbiamo il piacere di ringraziare, afferma la rete delle professioni tecniche, pubblicamente la Lega che in provincia di Agrigento si è attivata grazie all'azione fattiva degli onorevoli Tardino e Pullara. Siamo profondamente grati a chi ci sta dimostrando con i fatti di voler aiutare il nostro territorio agrigentino ad avere ciò che è stato vergognosamente negato fino ad ora e che tutto il resto d'Italia ha già ottenuto molti decenni prima di noi. I 3 emendamenti proposti dall'RPT, firmati dai seguenti senatori della Lega, Sudano, Greffi, Campari, Rufa, Corti, Faggi, Testo, Rettosato, riguardano l'aeroporto civile di Agrigento, il potenziamento della rete stradale nella provincia di Agrigento e i fondi straordinari per gli enti locali per la progettazione a favore della provincia di Agrigento. Nel prossimo incontro pubblico, alla presenza degli organi di stampa, chiederemo alla deputazione locale, che fino ad ora non ha accolto il nostro appello, di supportare concretamente le proposte nate dall'esasperazione di una collettività che si è sentita abbandonata da molti decenni. Il comunicato stampa è firmato dai presidenti e delegati degli ordini professionali delle reti delle professioni tecniche Ciaccio, Furioso, Lamendola, Mangione, Sant'Angelo e Talmi.